Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni travolto sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, era arrivato da Odessa, Villanova di Campo San Piero, in fuga dalla guerra a fine luglio. A Trebaseleghe i funerali di Martin Pattaro, il 15enne ucciso da un'auto mentre attraversava la strada in bici. Domani e lunedì ad Arzignano l'addio ai 2 amici travolti mentre erano in moto. Violenza in Viale San Lazzaro a Vicenza, nella notte giovane immigrato preso a sprangate da un gruppo di aggressori che adesso sono ricercati dalla polizia, la vittima è in gravi condizioni. Apprensione per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con la sindrome causata da latticini non pastorizzati. Si tratta del 3° caso in ULSS Dolomiti. Ospite a Focus il politologo Paolo Feltrin ha spiegato perché a candidato presidente del centrodestra potrebbe essere chiamato un uomo delle istituzioni e in particolare il presidente della Camera. Il giorno dopo l'ondata di maltempo, Idrovore ancora in azione tra Padovano e Veneziano, dove si fa la conta dei danni e monta la polemica. Intanto diramata fino a domenica una nuova allerta meteo. Nei vigneti è iniziata la raccolta delle prime uve, sono arrivati i dati in gran parte positivi per le previsioni della vendemmia. A preoccupare sono però gli effetti dei dazi americani. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con la drammatica notizia che è relativa all'incidente che si è verificato l'altra sera a Santa Maria di Sala. È stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni travolto mentre attraversava la strada la Noalese assieme alla mamma. Era arrivato a Villanova di Campo San Piero in fuga dalla guerra alla fine di luglio. Si è sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni travolto mercoledì pomeriggio mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua mamma. Il suo cuore continua a battere attaccato alle macchine della terapia intensiva, ma la famiglia in un ultimo atto d'amore ha già dato il consenso all'espianto degli organi. L'incidente lungo la strada Noalese a Santa Maria di Sala, al confine con Villanova di Campo San Piero, dove il piccolo da qualche settimana abitava nella canonica di Murelle, seguita dalla cooperativa Levante. Era arrivato da Odessa con la mamma e il fratello più grande, fuggiva dalla guerra, ma qui ha trovato un tragico destino. Io Ladislav l'ho visto il 27 luglio in questura perché c'erano delle difficoltà di ordine burocratico e l'ho rivisto sul letto della terapia intensiva attaccato alle macchine. È stata una storia allucinante perché 3 settimane è vissuto nella nostra struttura Murelle di Villanova di Campo San Piero. Ladi giocava nel cortile della canonica, l'avevamo iscritto alla scuola elementare di Murelle che avrebbe cominciato la prima tra poco. L'incidente è avvenuto mercoledì dopo un pomeriggio trascorso insieme alla mamma. Il piccolo stava facendo ritorno a Murelle. Alcuni testimoni hanno raccontato di essersi fermati per farlo attraversare insieme alla mamma che portava a mano la bicicletta con le buste della spesa. All'improvviso però una Panda azzurra ha superato l'auto, ferma davanti alle strisce, sfiorando la mamma di pochi centimetri e colpendo invece in pieno il piccolo che è stato scaraventato nel fossato. La mamma, disperata, ha allertato i soccorsi, ma le condizioni del piccolo, ricoverato in terapia intensiva e nella pediatria di Padova, erano parse fin da subito gravissime. Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per accertare le sue condizioni. Si svolgeranno domani alle 11:30 le preghiere dell'ultimo saluto a Samad Mia, il bambino di 11 anni che ha perso la vita dopo un bagno nel lago di Molveno a Trento lo scorso 14 di agosto. Le celebrazioni si terranno nella moschea di via Longhindala Mestre, poi la salma sarà portata in Bangladesh. Lo zio ha invitato i musulmani di Venezia e Mestre a unirsi alla preghiera per suo nipote prima dell'ultimo viaggio della salma. E a Trebaseleghe oggi pomeriggio i funerali di Martin Pattaro, il 15enne ucciso da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta, il dolore della famiglia e degli amici.
I palloncini a forma di auto per ricordare la passione di Martin per i motori, i girasoli gialli e arancioni come la sua bici, i fiori delle calde giornate d'estate quando usciva per le sue pedalate. Gli abbracci dei compagni di scuola, di breakdance, di un intero paese avvolgono i genitori del quindicenne investito e ucciso da un'auto mentre attraversava una strada a Loreggia lungo la ciclopedonale Treviso-Ostiglia. La chiesa di Tre Baseleghe contiene a fatica le persone, 1 migliaio circa, che hanno partecipato ai funerali di Martin Pattaro. Difficile anche per il parroco Don Rolando trovare le parole per spiegare una morte così ingiusta. Sono convinto che ora Martin sembra dirci: cercate Gesù. Lo dice al suo papà, alla sua mamma, lo dice ai suoi amici: cercate Gesù. Fabrizia, Alessandro, cercate Gesù. È difficile, ma cercatelo. Aggrappatevi a quel gancio del cielo che si chiama fede e speranza e troverete quella pace che adesso sembra così lontana e impossibile. Ai tanti amici di Martin l'invito a cercare il bene, a coltivare le passioni proprio come faceva il quindicenne che aveva tantissimi interessi. E voi amici di Martin, è bello che siate tutti tanti qui, tanti proprio. Anche voi vivete la vita spensierata come quella di Martin, ma cercate Gesù. Il messaggio straziante della fidanzatina Gioia che gli faceva sempre brillare gli occhi. Come faccio senza aiutarmi a fianco? Eri il mio salvagente ed io ero il tuo, principe mio, eri uno spericolato, invece ti piaceva da morire. Mi dicevi sempre, mi fa sentire libero, lontano da tutti e da tutto. La danza con l'associazione Two Step, la fotografia, le auto, la sua vivacità ricordata anche dalla zia. Eri una forza, quella forza che ora mi hai dato tanto per stare accanto alla tua mamma, al tuo papà, ai tuoi nonni e al tuo zio. Sarai il nostro angelo che non smetterà mai di sorridere. Questo sarà un saluto, non un addio. Ciao Martin. Una famiglia distrutta dal dolore che in queste ore ha dimostrato grande umanità e compassione. I genitori Fabrizio e Alessandro hanno donato gli organi del figlio. Quando la bara esce è il rombo dei motori a salutare Martin per l'ultima volta e i palloncini lo raggiungono in cielo dove lo immaginiamo ballare la sua amata breakdance. Il tragico incidente di Ferragosto, domani è prevista grande partecipazione al funerale di Mattia nel Duomo di Ognissanti ad Arzignano e lunedì nella chiesa di Villaggio Giardino di Arzignano si celebrerà l'ultimo saluto a Giulio. I giorni del dolore. Ad Arzignano si celebra il ricordo di Giulio e Mattia. I 2 sedicenni che la sera di Ferragosto hanno perso la vita in moto nello schianto con l'auto guidata da un cinquantenne. E mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale e l'indagato sarebbe ai domiciliari, i familiari dei 2 ragazzi, gli amici, i compagni di scuola, i conoscenti, preferiscono il silenzio, il raccoglimento, la preghiera. Il rosario congiunto per Giulio e Mattia ieri sera è stato molto partecipato nella chiesa di Villaggio Giardino e domani si celebreranno i funerali di Mattia Cardascia nel Duomo di Ognissanti ad Arzignano. Gli daremo l'ultimo saluto nel Duomo Ognissanti di Arzignano, città nella quale si svolgeva la maggior parte della sua vita sociale, familiare, anche se da quasi 2 anni era residente a Montorso Vicentino. Per questo motivo tutta la nostra comunità si stringerà al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti di Mattia. Oggi sui social un post della città di Arzignano riferisce che le famiglie di Mattia e Giulio avrebbero chiesto a una settimana dalla scomparsa dei 2 giovani che i cittadini illuminino le loro case con una candela accesa alla finestra alle 21:40. Un piccolo segno che insieme diventa abbraccio per ricordarli, per non lasciar sole le famiglie in questo momento difficile. Dato domani l'ultimo saluto a Mattia, toccherà poi a Giulio Pizzolato, i cui funerali sono fissati per lunedì alle 9:30 del mattino nella chiesa di Villaggio Giardino ad Arzignano. Martedì invece dovrebbe essere conferito l'incarico a un consulente per ricostruire l'esatta dinamica del disgraziato incidente stradale che ha infranto il futuro dei 2 amici. Ed innanzitutto potrebbero essere analizzate l'auto e la moto poste sotto sequestro dopo lo schianto. Questo dramma rimarrà nella memoria di ognuno di noi
perché ci dovrà ricordare sempre, in ogni momento, quanto sia importante tenere dei comportamenti responsabili nella società, nella comunità in cui viviamo e soprattutto sulla strada. Siamo a Vicenza, violenza in Viale San Lazzaro. Nella notte un giovane immigrato è stato preso a sprangate da un gruppo di aggressori che ora sono ricercati dalla polizia. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo. Una maschera di sangue. Gli agenti della questura lo hanno trovato così, vittima di un brutale agguato da parte di un branco di aggressori che poi si sono dileguati. È l'ultimo caso di violenza a Vicenza. Siamo in Viale San Lazzaro ed è l'1:30 di notte. Un ghanese di 25 anni senza fissa dimora viene preso a sprangate da un gruppo di 6 o 7 sconosciuti. Colpito più e più volte alla testa, tenta di difendersi, di ripararsi con le braccia, ma i colpi lo feriscono finché gli aggressori non sentono le sirene della polizia e allora si dileguano immediatamente, lasciando il malcapitato a terra sanguinante. Provvidenziale la segnalazione arrivata alla questura di qualcuno che evidentemente, sentito il tafferuglio, ha deciso di chiamare il 113. Immediatamente sul posto sono accorse le pattuglie delle volanti e un'ambulanza del SUAM 118. Il giovane straniero è stato portato all'ospedale San Bortolo, dove sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ha saputo spiegare chi fossero gli aggressori e perché lo avessero preso di mira. Gli investigatori adesso dovranno riuscire a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e a risalire al movente del pestaggio. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Adesso è caccia alla gang dei picchiatori. Colf 52enne di Abano Terme intossicata dalla cannabis. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l'aveva ingerita con una torta. L'aspetto di quei dolcetti nel frigo della famiglia per cui lavorava era molto invitante, evidentemente, tanto da spingere una colf ad assaggiarli senza chiedere il permesso a nessuno. Peccato però che quei brownies fossero farciti di cannabis. Prima un malessere con dei mancamenti, poi la corsa in ospedale ad Abano Terme, dove le viene diagnosticata un'intossicazione da cannabis. Vista la sostanza, sono stati avvertiti i carabinieri, che hanno prima interrogato la donna, una 52enne di origine straniera, che ha confessato quello che per lei era solo un peccato di gola. Poi i militari sono andati nella casa dove lavorava. Lì hanno trovato ancora qualche pezzo di torta cucinata dal figlio 18enne della coppia, per cui la donna prestava servizio. Per il giovane nessuna denuncia, ma la segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Momenti di apprensione per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con la sindrome causata dall'assunzione di latticini non pastorizzati. Si tratta del 3° caso nell'ULSS Dolomiti. I casi di SEU ora sono saliti a 3. Lo scorso novembre a Cortina su una bimba di 3 anni, qualche settimana fa su un lattante di 10 mesi ed ora su un piccolo di 1 anno. La sindrome emolitica uremica, malattia tanto rara quanto insidiosa in età pediatrica, si sviluppa da infezioni intestinali di origine animale, spesso associata all'assunzione di latticini non pastorizzati. Ed è sugli alimenti somministrati al lattante di 1 anno che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 sono concentrati. Fino ad ora non sono emerse evidenze sul tipo di alimento che possa avere scatenato nel piccolo la SEU e l'attenzione resta alta perché la malattia, se non intercettata e diagnosticata tempestivamente, può presentare un decorso molto grave a danno principalmente dei reni ma anche del cuore e del cervello. L'alimentazione è la principale imputata. Per nessuna ragione ai lattanti debbono essere somministrati alimenti crudi a partire dai latticini e derivati. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni. La prevenzione perciò passa da un codice di comportamento a cui i genitori o chi si occupa dell'alimentazione dei lattanti debbono attenersi scrupolosamente. Ma la SEU può colpire anche i bambini più grandi e in Veneto in queste ultime settimane un caso di SEU è stato diagnosticato su un piccolo di 7 anni.
anni. Questa circostanza apre perciò una riflessione più ampia anche sull'alimentazione in età pediatrica e sulle abitudini alimentari e che potrebbe arrivare a interessare il ciclo di produzione e vendita dei prodotti lattiero-caseari, pensando a una pastorizzazione spinta per minimizzare i rischi per la salute. Nel frattempo, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, anche per il tramite dei pediatri di base, continua il suo impegno nella divulgazione di regole che, certo, sono di buon senso, ma che possono diventare salvavita. Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari per il CEO e fondatore di Coima, Manfredi Catella, legato anche a Venezia ed in particolare al Lido di Venezia per la proprietà dell'hotel De Ben. L'inchiesta della procura milanese nulla c'entra con la proprietà del De Ben, ma la notizia dell'arresto in queste settimane aveva creato grande scalpore e preoccupazione anche in Laguna, temendo che il progetto di rilancio dello storico albergo del lungomare Marconi potesse essere compromesso. Ora Catella torna in libertà, ma l'inchiesta della procura milanese naturalmente andrà avanti. La politica ora ospite a Focus del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Il politologo Paolo Feltrin ha spiegato perché a suo modo di vedere a candidato presidente del centrodestra potrebbe essere chiamato un uomo delle istituzioni e in particolare il presidente della Camera, il leghista veronese Lorenzo Fontana. Se io voglio fare scambi qui e ora e trovare caselline interessanti, obiettivamente la casellina della Presidenza della Camera è una casella interessante che può essere lasciata vuota, detta in termini, se volete, un po' brutali. Se Salvini chiede a Fontana di candidarsi in Veneto, obtorto collo non vorrebbe farlo, ma Fontana si candida in Veneto, no? Ma questo può valere anche ad esempio per Nordio. Certo. Di solito si chiamavano candidature civiche, ho visto nei giorni scorsi che usano un diverso sinonimo, candidature istituzionali. Beh, poco. Una candidatura istituzionale, che sia il Ministero della Giustizia, che sia la Presidenza della Camera o qualcos'altro del genere, avrebbero il pregio di lasciar libere caselle importanti su cui giocare a domino. Esempio, potrei spostare un ministro alla Presidenza della Camera e a quel punto innescare un domino nei ministeri e trovare spazio anche per Zaia. Ecco che allora avrei risolto due problemi con una fava. Il candidato in Veneto e il posto per Zaia a un qualche ministero. Io immagino che stiano ragionando in questi termini. Cosa mi dai oggi in cambio di oggi, non cosa mi dai oggi in cambio di dopodomani. Fontana avrebbe un altro vantaggio, che è vero che cedo il candidato alla Lega, ma è un candidato istituzionale, cioè non è esattamente no, l'uomo di partito tout court. Ecco, è avanti così, no? È appunto, tra virgolette, una candidatura, come la chiamavano, istituzionale. Dopo l'ondata di maltempo che ieri ha messo in ginocchio le province di Venezia e di Padova, continuano i lavori e continua soprattutto la conta dei danni. Vediamo la situazione a Due Carrare. Le pompe idrovore della Protezione Civile hanno continuato a prelevare l'acqua dai giardini delle abitazioni e dagli scantinati allagati in via Bassana a Due Carrare, gli ultimi interventi per risolvere quest'ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Padova. I volontari della Protezione Civile non si sono mai fermati da giovedì all'alba. L'acqua è stata tanta, noi ce l'abbiamo messa tutta, i volontari hanno lavorato H24 e niente, noi siamo sempre qui pronti, speriamo che gli eventi diminuiscano. A Due Carrare il COC è stato chiuso nel pomeriggio, mentre l'idrovora della Madonnetta è stata potenziata in queste ore per riuscire a riversare l'acqua nel canale Vincenzone. Ancora visibili i segni dei livelli raggiunti dopo il violento nubifragio. Abbiamo sempre lavorato in stretto contatto con il Consorzio Bacchiglione. Vi posso assicurare che abbiamo i grafici, siamo stati qui H24 eccetera e le pompe non hanno mai smesso di funzionare. Purtroppo, e dico purtroppo, è caduta una quantità d'acqua pazzesca.
E la prova ne è il fatto che noi abbiamo delle strade che alle 5:30, 6 di mattina erano completamente asciutte, alle 7:15 c'erano 80-90 centimetri d'acqua. Quindi in un'ora e mezza, massimo 2 ore, si è riversata una quantità incredibile d'acqua. Più di 600 i sacchi di sabbia distribuiti in queste ore, anziani portati fuori dalle abitazioni allagate, strade trasformate in canali che sono state prosciugate. La conta dei danni sarà lunga, spiega il sindaco Moro. Purtroppo abbiamo parecchi scantinati, parecchie famiglie che sono andate sott'acqua, i soccorsi sono stati tempestivi e ringrazio in primis la protezione civile di 2 Carrare che è sempre presente, sempre attiva, ma poi ci hanno dato veramente una mano anche tutto il distretto del Padova Sud, è venuto anche il gruppo di Este, il gruppo di Cittadella. Voglio anche ringraziare gli scout perché ieri tutti i volontari erano impegnati nell'attività appunto di messa in sicurezza e di aiuto in primis anche ad anziani e a persone allettate, e sono venuti gli scout a fare i sacchi di sabbia. Oltre 300 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco di Padova da tutta la provincia, 150 gli interventi che hanno coinvolto i comuni di Albignasego, Maserà, Villafranca Padovana, Mestrino e ovviamente anche Padova città, colpita soprattutto nella parte sud e ovest. E si lavora anche a Mestre per tornare alla normalità dopo la bomba d'acqua di ieri. Vediamo la situazione alla Bissuola, una delle zone che hanno subito maggiori danni e dove monta la polemica. Dopo la pioggia e gli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate. Questo è il segno del 1984 che è stato il primo allagamento. Dopo hanno fatto dei lavori nel parco, delle condutture e quello un po' risolto parzialmente. Questo è il segno di ieri. All'indomani i residenti continuano a lavorare nei garage, ma non solo. Molti condomini in questo momento stanno svuotando garage, pulendo garage, perché non dimentichiamo che l'acqua che è venuta su e dai tombini e anche dal parco non è acqua piovana, ma è l'acqua dell'impianto fognario che diciamo le tubature non sono riuscite a smaltire, quindi c'è anche un problema appunto di sanità pubblica in questo momento. Arriveranno a sanificare i garage, il tutto a spese nostre, e come dire, andiamo avanti e teniamo presente che è la terza volta in 2 anni che questo condominio va sotto, non solo con l'evento eccezionale di ieri, ma anche altre 2 volte dove non ha fatto così tanta notizia, ma come dire, per noi è sempre un grosso disagio. Da anni i residenti attendono un intervento che non arriva. Il Comune aveva già previsto nel 2014 di raddoppiare l'impianto dell'idrovora qui dietro, che è l'idrovora di via Bissagora, che quindi avrebbe dovuto metterci in sicurezza tutta questa zona. Purtroppo però dal 2014 la giunta successiva poi ha deciso per altre priorità, ha spostato i finanziamenti su un'altra idrovora in un'altra zona e da allora noi attendiamo e periodicamente, come diceva Filippo, andiamo sotto. Andare sotto per noi non è solo buttare via le cose dei garage, che uno dice mazza mettetevele in atto e non rompete, ma questo condominio ha 5 scale con 5 ascensori a piano campagna, per cui vanno le fasce ascensori si riempiono e quindi avete quello che vedete, cioè 70 appartamenti abitati anche da fragili e persone anziane che non possono più muoversi per giorni finché la cosa non si sistema. Tutto questo ovviamente a spese nostre, perché sono tutti interventi di manutenzione straordinaria. I soldi per effettuare le opere necessarie ci sarebbero, evidenzia il consigliere Gasparinetti. Abbiamo un avanzo di bilancio lì per 28 milioni di euro, 50 milioni di euro donazione al Qatar, 23 milioni di euro legge speciale. Stiamo vendendo tutti gli alloggi comunali a Spinea, sono altri 13 milioni di euro. Voi mettete in fila questi numeri e viene fuori una cifra che nessun altro comune del nord-est credo possa neanche ipotizzare, neanche nei suoi sogni più spinti. Ora, il problema è che qui sappiamo benissimo, e lo sappiamo da tantissimi anni, che la zona di fatto è diventata un bacino di laminazione e questo condominio diventa il bacino di eliminazione di tutto il quartiere. Non è accettabile che siano i residenti a dover pagare il costo delle piogge. Ma non è
l'unico aspetto da sottolineare. Ispra ha mappato il territorio veneto e in particolare per la città metropolitana di Venezia sappiamo benissimo quali sono le zone a rischio inondazione. Sono 194.000 persone a rischio inondazione ed è lì che bisogna intervenire. Le autorità di bacino, la città metropolitana di Venezia, i comuni rispettivi, i comuni non possono fare tutto da soli, la regione Veneto. E qui bisogna mettersi intorno a un tavolo, veritas compresa, e capire come evitare che questi fatti si possano riprodurre. E purtroppo non è finita perché scatta una nuova allerta meteo. Fino a domenica peseranno condizioni di variabilità con tempo a tratti instabile. Una nuova fase di maltempo è prevista fino alle 14 di domani con rovesci e temporali soprattutto tra prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni intensi. La Protezione Civile regionale ha emesso allerta gialla per i bacini Basso Piave, Sile, Bacino Scolante in Laguna, Bacchiglione e Basso Brenta. Cambiamo pagina, nei vigneti è già cominciata la raccolta delle prime uve, sono arrivati anche i primi dati sulla vendemmia. Nonostante le ondate di maltempo e un andamento climatico altalenante, specialmente a luglio, la produzione di uva nel Veneto è stimata in aumento di circa il 4% rispetto al 2024, attorno ai 14 milioni di quintali. I dati sono del report di Veneto Agricoltura presentato durante l'incontro del trittico vitivinicolo organizzato da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, ARPAV e CREA. Le rese si mantengono stabili o in lieve aumento, mentre la qualità delle uve è giudicata da buona a ottima, con aspettative elevate anche per i vini che saranno prodotti nelle prossime settimane. Sono in sofferenza i vigneti biologici, dove hanno inciso negativamente le malattie delle piante e con l'incognita di possibili fenomeni di marciume acido o botryte se le piogge dovessero intensificarsi durante la vendemmia. La raccolta delle uve è già iniziata per le varietà più precoci come Pinot e Chardonnay per le basi spumante, mentre la raccolta della glera partirà intorno al 5 settembre. A seguire toccherà il Merlot dal 10 settembre, a seguire Corvina, Garganega e tutte le altre varietà tipiche. I dati migliori riguardano le province di Vicenza e Verona, per le quali l'annata si annuncia particolarmente positiva, con aumenti fino al 15% per Merlot e al 10% per Corvinone e Garganega. Bene anche Padova e Rovigo, dove si prevede un incremento fino al 10% per Glera, Pinot Grigio, Merlot e Cabernet. Belluno rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024, mentre sono in chiaroscuro i dati di Venezia, più 5% Glera, più 3% Chardonnay, meno 3% Pinot Grigio, e di Treviso, dove quest'ultimo vitigno cresce del 2%, ma la Glera scende del 3%. La tendenza positiva riguarda tutto il Triveneto, con la produzione del Friuli Venezia Giulia stimata in crescita del 10%, mentre in Trentino Alto Adige si prevede un incremento del 5-10%. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.